Bravo McTominay! Come si muove bene? Dai, vai. Oh, no, troppo lungo per cavallo. Dai, amici bellini, non ho capito i fischi nel finale del minuto di ringraziamento, di raccoglimento per Totò. Ma il Napoli la scrive 4-3-3. Sarà divertente capire tutti i movimenti senza palla e la fase difensiva. Comincia molto banalmente, lo dico subito. McTominay è più forte di Mazzocchi, si può dire, no? Quindi tu trovi poi un accorgimento per mettere gli 11 migliori che puoi mettere. Ma McTominay sarà entrato negli schemi, nelle cose. E quindi questo è un primo esperimento. Ci aggiungiamo che puoi aggiungere un uomo a centrocampo. Partiamo. Beh, si parte da dietro a 4. McTominay è un po' più avanti. Cioè mettere le lenti, che qua è tutto studio. Mi aiuta a stemperare la tensione il ragionare sul modo. McTominay, la mezzala che sta vicino a Lukaku. Può essere anche 4-2-3-1, insomma, capiamoci. Logan, chissà che fa così. Andiamo bene. Vai Kvara, pigliatela. Bravo. E mo si dice Calulu. Andiamo bene. Vai Politano. Buono. Ah, il destro. Bravo Olivera. Sta molto avanti McTominay. Ma mi è proprio partita a scacchi, Sto cercando di vedere tutti gli accoppiamenti, è bellissimo. Se è partita da 0-0, Speriamo sia bella, perché poi ci sono anche degli 0-0 belli. Mamma mia, Meret, qua esci al limite dell'area piccola, esci! Pigliati sta palla, Kvara, vai! Ancora con questi cross. Ocio. Bravo, buongiorno. No, chi era? Lachmani. Bravo, Lukaku. Danno occhio questi controlli. Bravo, Olivera. Vai, Kvara. Bravo, vai McTominay. Ma provaci pure da là. No, vabbè. Lukaku. Momento la caca. Fa niente. Scott, tira. Non ti preoccupare, tira, facci esaltare. Aiuto. Maronna mia. Il cross di Coppa. Buona palla di McTominay. Vai Politacchio. Bravo Lobotka. Kvara. Bravissimo. Mamma mia, no, McKennie no. Bravo, chi è? No. Raccomando. Thank you. A Biagio pure lo vedo bello ingrossato. Saranno i panini. Proprio bello grosso. Non era così. Aiuto, mamma mia, Olivera. Bravo Scotti. Vai Kvara. Non era male. Questo, se Lukaku sta al 100% a 27 anni, probabilmente. McTominay tira, bravo. Così, mano Lukaku. No, non era fallo. Bravo McTominay, vedi, tira, ti succedono dei fatti. Cioè, se col cambio di modulo inserendo McTominay, Conte diventa Dio. Proprio così, vai. Bella palla di Rachmani, vai Polita. Kvara che te la chiama, Lobbo. Vai, abbiamo riempito l'area, vai Di Lorenzo, Signori, facciamo il fallo preventivo? Facciamo il fallo quello là che... Bravo, non c'è bisogno. Bravo Kvara, ma quando sei bello. Provaci Kvara. Che tira me. Fallo quasi ammonisce. Bravo arbitro. Meret, eccolo qua. Lukaku, questo se era Cimen se n'era andato in velocità. Kvara. Pure col sinistro, bravo. Avete notato che Lukaku si allarga un po' verso la destra per portare via Bremer, dove si potrebbe inserire McTominay? Che è Caprile? Gesù. Dai Caprile, queste sono quelle storie, si esordisce alla grande. Occhio alle respinte centrali. E vai, tranquillo. Vedete una palla difficile per Caprile. Bravo Scotti. Lukaku, non ti... Lukaku oggi proprio... Vai Politano. C'è solo Kvara. Ma la mette bene a terra. Provaci anche sa. Provaci. No. Bravo Lobotka. Bravissimo. Mamma mia. A ogni cross mi viene proprio la paura addosso. McTominay. Fallo, bravo, bravissimo. Ottimo primo tempo di McTominay, ottimo. Mi è piaciuto di meno, è stato proprio Lukaku oggi. Dai, sfruttiamo l'altezza. Oh, Madonna mia! Direttamente in porta.
brutto, brutte bestemmie. Tutto su bordello, abbiamo partorito il topolino. Molti like, ne servono 5700 per un primo tempo molto molto tattico, di studio, così, noioso se vogliamo, però interessante. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, dai! Niente di meno al Wada Vlahovic, proprio via. Quando io punto su uno sul fantacalcio lo distruggo per bene. E quindi penso Nico Gonzalez sposta al centro. Sta giocando proprio UEA centravanti, come il papà. Me lo devo scrivere questo tiraccio di Nico, giusto per scrivere qualcosa, perché è vuoto il tacchino. Occhio Ildiz, facile Caprile. Lukaku sveglia, dai, svegliati! Bravo Politano. Ritmi forsennati, Babro Carmen. Che noia. Bravo Lukaku, dai. Avevi beccata una, almeno hai fatto fase di recupero. Questa è una partita che chi sbaglia paga, perché c'è un equilibrio pazzesco. Se sbagli una minima cosa ti punisco. Bravo Politano, vai, dai. Provaci. Si era aperto, madonnami. Mannaggia. Sapete cosa stanno mancando? Le sovrapposizioni. Vai Di Lorenzo, esatto. I terzini sono bloccatissimi. Vai Di Lorenzo, bravo. Eccolo Politano. Bravo Anghissà. Bravo Olivera, mamma mia. Dai, non è retropassato, fate i cretini. Paco, se non sei in fuorigioco. Sei in fuorigioco. Dai, è un intercetto, non fate i... Politano, doppia manata ha preso in faccia. Prima col destro, poi col sinistro. Non che faccia male, si può alzare, però... Occhio. Bravo Di Lorenzo. Bravo McTominay. Come si muove bene. Dai, vai. No, troppo lungo per cavare. Aiuto. Nessun colpo alla testa per Di Lorenzo. Non scherziamo. Anghissà ha fatto fallo in coppa Di Lorenzo. Fammi capire. Bravo Lobotka. No, è Ildiz che ci ha fatto proprio lo step on foot involontario. Però lo faciliterà sia a Di Lorenzo. Guarda Doveri che non lo fa rientrare. E guarda, ma... Occhio. No, Savona, aiuto. Gacmani. Fallo. Bravo, buongiorno. Questa partita è tale e quale alla mia simulazione su eFootball, è tale e quale. Dai, che ha fatto Cop Miners. Dai, Olivera, non mollare. Ti hai fatto fa proprio bravo, buongiorno. Occhio, cambiato su Luis, mezza via. Aiuto. Cop, alto. Bello e buono Foloruccio. Ma allora sono un mago proprio, che ho messo io Foloruccio nella... Vabbè, mettete il like, No, sono veramente... Vabbè, dai, come si poteva immaginare? Dai, Neres in mezzo a tre, come con l'Ajax. Bravo, bravissimo. Olivera, è così... Qua, buongiorno, ce l'ha rata proprio a Nico Gonzalez. Vai Neres, vieni a fare la fase difensiva come la faceva Politano, se no non gioco più. Bravo Lobo. Olivera, devi abbassare questo pallone. Buongiorno, con più calma. Neres, non mollare, Neres, aiuto. Ildiz, fuori. Quel proof? Verso le 4 c'è. Murignane sono importanti. Troppo spazio per cambiato. Troppo spazio per Cupme. Bravo. No, cambia facile. Mamma mia. Caprile. Bravo Caprile, così. Bravissimo Lobotka, approfitta. Dai Foloruccio, dai, bravo. Fallo su Simeone. Non lo dà. Bravo Anghissà. Bravo Simeone, bravissimo. Vai McTominay che sei sparito dalla... Zielinski, il fantasma, è sparito completamente. Secondo me. Fratello Gilmour, vai Neres. Foloruccio, te ne puoi andare. Troppo, è finito il campo. Bravo Anghissà, buona partita di Anghissà. Mamma mia, Foloruccio, cosa sei riuscito a combinare? Meno male che non sei papà. Cheat, qua si calcola tutto su un piccolo errore e ne approfittano. Vai Simeone. L'idea è ottima, ma il sinistro di Simeone non è quello di Neres. Vai Simeone è pazzo. Vale quello che ho detto prima. L'idea. Olive, muoviti, look. Bravo Foloruccio. Si squaglia. Proprio. Bravo Di Lorenzo. Vai Neres. Aiuto. Poco prim. Guarda Conte come ha detto. Calma.
non tutti ha paura ancora comunicare, tutti i terzini bloccati. Vai, chi sa avere sta reaction? Ed è finita perché non ci si offende. Nessuno offende l'altro con un po' di prudenza. Con una vera prudenza, secondo me, non è male. In trasferta non è male, un po' noiosa, un po' più così. Ne dobbiamo parlare live. Ne abbiamo già parlato live da New York. Valerio Fluido è tutto, 2700 like uguale.